Vicepresidente Bolzonello, quest'oggi una giornata di inaugurazione per il consorzio che rappresenta la punta di diamante di una regione che con il prosciutto riesce ad esportare il marchio non solo in Italia ma in tutto il mondo. Noi viviamo oggi in una società dove il dato reputazionale è uno dei fattori di prestigio e di competitività soprattutto, perché il prestigio poi senza la competitività di un sistema economico non basta. E sicuramente gli amici di San Daniele, del prosciutto di San Daniele, del consorzio, riescono a dare questa reputazione molto alta. Oggi il Friuli Venezia Giulia è una regione che sa farsi conoscere dal punto di vista dell'agroalimentare attraverso molti prodotti, ma sicuramente il prosciutto di San Daniele è il più importante. Poi qui abbiamo realmente il concentrato legato agli allevatori, quindi prodotti di qualità, all'industria, la trasformazione, quindi il fatto di produrre agroindustria di grande livello, uniti alla ricerca e quindi al nostro sistema dei saperi, perché senza i nostri parchi tecnologici, senza l'università, non avremmo prodotti di questo livello, quindi tanta ricerca c'è dietro il prodotto finale, dietro una fettina di prosciutto c'è anche tanta ricerca. Tutto questo assieme fa dire che grazie anche a questa nuova sede saremo sempre più centrali, San Daniele sarà sempre più centrale, poi anche dal punto di vista turistico, perché tutto questo poi ha una ricaduta turistica molto significativa. Assessore Sciaurli, il prosciutto di San Daniele è esportato in tutto il mondo, un prosciutto che nasce in questo territorio controllato, vigilato e sul quale appunto c'è il massimo dell'esperienza anche del lavoro friulano. Credo un orgoglio che tutto il mondo ci riconosce, anche un prodotto in controtendenza rispetto ai cali che sul mercato dei lavorati di carne ci sono stati, un prodotto che sostanzialmente viene riconosciuto in particolare all'estero ed è una storia, secondo me, di cui dobbiamo andare orgogliosi, una storia di qualità fatta di impegno, di disciplinari stringenti, fatta da 31 aziende, tutte socie del consorzio, che ovviamente lavorano i prosciutti esclusivamente nel comune di San Daniele. Quindi questo è un marchio di garanzia che, come si è dimostrato, il cittadino consumatore italiano, ma non solo, ha dimostrato di apprezzare. Vorrei dire un'altra cosa, è molto importante anche ricordarsi alcune date. Il consorzio nasce sostanzialmente nel 61. Oggi è molto semplice parlare di filiere, di consorzi, di organizzazioni di produttori, di qualità. Pensare che già nel 61 ci siano state delle persone che hanno cominciato a lavorare per ottenere una certificazione che è arrivata poi negli anni 70 e ovviamente una certificazione europea arrivata poi nel 96, credo che questo dimostri come la lungimiranza dei produttori, in questo caso anche delle istituzioni, abbia fatto sì che le filiere non devono essere solo declamate, devono essere operate. La qualità, la filiera, la capacità di lavorare insieme sono termini molto facili da dire, poi dietro ci sta il lavoro delle persone. San Daniele è una dimostrazione che con il lavoro delle persone queste cose si possono ottenere e quando si ottengono c'è anche il giusto riconoscimento da parte del cittadino consumatore e da parte delle istituzioni. Presidente Jacopo, quest'oggi una inaugurazione per un elemento che distingue il Friuli Venezia Giulia. Ancora una volta possiamo dire di avere un modello da esportare al di fuori del territorio regionale. Siamo a San Daniele, che è uno dei luoghi simbolo di questa nostra regione, simbolo per la qualità del luogo, per la qualità dei prodotti, per la qualità della vita, per una proposta vincente che effettivamente è un modello di esportazione. Se vogliamo anche è un modello economico di esportazione perché contribuisce all'economia di questa regione, ma credo che sia un modello di esportazione proprio dell'immagine di questa nostra regione, attenta alla tutela delle tipicità, della tradizione, della storia, dell'ambiente, che si riassume in un grande prodotto, un brand mondiale, ma che appunto sintetizza, direi, le qualità di un territorio, delle genti che lo abitano e quindi un biglietto da visita importante. Questa nuova sede è ovviamente il suggello per la qualità della struttura stessa e il suggello di questo percorso. Vado, ok, fatta, via, bene.